Sono ore cruciali per la formazione del governo. Salvini è uscito poco fa dal presidente Mattarella, c'è questo nome, probabilmente Conte, e c'è questo giallo sull'autonomia del Veneto. C'è o no in questo contratto? Beh, nel contratto che abbiamo visto sì, non so chi vede il giallo, nel senso che è citato l'ottenimento dell'autonomia per chi la chiede, e fino all'ultima stesura, che è la stesura ufficiale che è stata diffusa, sulla quale noi abbiamo anche espresso la nostra volontà di portare avanti questo contratto, c'è, punto. Non so chi diffonda questi gialli. Giallo appunto anche sul finanziamento. Beh, il finanziamento è scritto in Costituzione, la Costituzione dice che date le competenze vanno date anche le risorse, punto. Quindi funziona così. Funzionava così per il governo di prima, funziona così a maggior ragione per il governo che arriverà. Un occhio in generale su questo contratto, quindi lei gliel'ha dato. Questo governo con che piede parte se il presidente Mattarella darà il via libera? Ma guardi, intanto bisogna rispettare le volontà del Presidente, che è colui che è incaricato dalla Costituzione a indicare il Premier e dare un incarico. Dico che se parte col piede giusto, se già mantiene subito la parola rispetto alle tante aspettative e ai tanti bisogni dei cittadini. Se poi non si vedono risultati vuol dire che il piede è quello sbagliato. Io spero e sono convinto che sia il piede giusto. Sui nomi c'è tutto un riservo anche per quanto riguarda i ministri. Il Veneto ha chiesto qualcosa in particolare, vuole essere rappresentato per qualche settore in particolare? Ma guardi, io non mi occupo di questo, penso che il riservo ci sia anche perché il Presidente Mattarella dovrà vagliare la lista dei ministri, dopodiché staremo a vedere quale sarà questa lista. Se dovesse essere lei a mettere delle, diciamo così, vorrei che il Veneto fosse rappresentato in qualche luogo specifico? Ma il Veneto deve esserci dappertutto, deve essere come il Prezzemolo, è ovvio anche lì.